Perfetto, d'accordo. Va bene? Ok. Ragazzi, siamo in ritardo. Buonasera ai telespettatori di Telecolor, buona domenica, la Domenica delle Palme, una settimana a Pasqua, lo dico già subito adesso, domenica prossima non andremo in onda per la Santa Pasqua, quindi faremo una pausa, quindi ultima puntata prima della Pasqua, poi ritorneremo ovviamente dopo con la lunga volata verso la scadenza delle amministrative, 128 comuni al voto in Sicilia, Catania, Siracusa, Ragusa, Trapani, capoluoghi che eleggeranno il nuovo sindaco e la nuova giunta, ovviamente il nuovo consiglio comunale, quindi insomma partita molto importante, seguiremo, vedremo cosa succede e cosa succederà da qui al 28-29 maggio. Settimana complicata questa, è successo di tutto, è successo e non è successo anche insomma niente, non è successo niente rispetto alle voci, ai nomi del centrodestra, non c'è ancora un candidato per il centrodestra a Catania, questo blocca tutta la partita dei nomi, o meglio ingessa, no, le scelte dei partiti sui 4 comuni e capoluogo che andranno al voto, ma anche sui grandi comuni che andranno col proporzionale a Cireale su tutti, per esempio c'è una partita molto complicata. È successa l'incandidabilità di Enzo Bianco, la pronuncia della Corte dei Conti che è arrivata come un ordigno deflagrante sulle amministrative di Catania. Bianco era già in campagna elettorale, aveva già pronta 1/2 liste, insomma lui dice di persone insomma, che avrebbero ottenuto tanti voti. E adesso anche lì l'incognita, vedremo cosa succederà, le polemiche sul turismo siciliano, sul Sisisi, insomma conferenze stampa infuocate del Movimento 5 Stelle contro l'assessore, l'ex assessore al turismo Manlio Messina. Allora vi presento gli ospiti prima della copertina, questo e altro ovviamente sarà dentro questa trasmissione. Oggi avremo dei dati esclusivi che ci fornirà l'Istituto Demopolis, quindi sondaggi di prima mano esclusivi per questa trasmissione. Il punto ce li racconterà, ce li illustrerà Pietro Venti, il direttore dell'Istituto Demopolis, che saluto tra l'altro, che è già collegato. Ciao Pietro. Buonasera a voi e ai telespettatori. Quando ci sono dati Demopolis, no, insomma, ci sfreghiamo le mani perché insomma, vuol dire che sono dati come dire, sui quali si può certamente contare. Poi saluto qui in studio con me Fabio Mancuso del Movimento per l'Autonomia, insomma, ha girato tutti da Roma a tutti i comuni della Sicilia questa settimana. Com'è Mancuso? Complicato? No, assolutamente no. C'è sicuramente una partita surreale che dovremmo chiudere a breve. A breve, questo breve ormai ce lo tiriamo dietro da parecchie settimane. Vabbè, siamo ancora in tempo. Come no. Fabio Cantarella, componente della direzione nazionale della Lega, segretario provinciale della Lega a Catania, ex assessore del comune di Catania, quindi le questioni del comune le conosce bene. Buonasera. Buonasera Cantarella. Buonasera. Cappello, non lo vedevamo da tanto tempo, lo dico anche a Mancuso. Manlio Messina, vice capogruppo vicario del gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, l'ex assessore al turismo al quale si sono rivolti quelli del Movimento 5 Stelle, Martina Ardizzone del Movimento 5 Stelle. Buonasera Martina Ardizzone, deputato regionale, eccola qua. Tra un po' la porteremo anche su. Tra un po' verrà anche in studio questa partita di Catania, intanto se la guarda da spettatrice. E poi Luigi Sunzeri, non so se c'è collegato, guardo, eccolo qua, Luigi Sunzeri. Luigi Sunzeri, c'è Messina, vuole dire qualcosa prima che Messina comincia? Ma no, io mi voglio confrontare sui temi, credo che sia importante spiegare ai siciliani come non sono stati o come sono stati spesi male i fondi europei durante l'amministrazione Messina. Ecco. Ecco, già comincia, prima è schermare, devo dire che c'è stata già detto da voi, buono Messina, un'anteprima di soldi per i banchi a rotelle e tutto dire. La finisco, è da giovedì che fanno così, tra l'altro l'abbiamo messo anche in diretta. Allora, copertina che racconta questa settimana surreale, perché in mezzo a tante cose diciamo della politica c'è stata una bellissima notizia. Agrigento, capitale della cultura 2025, la Sicilia ha vinto contro altre 9 città che erano arrivate in finale, quindi questa è una notizia insomma che ci riempie il cuore a tutti ovviamente i siciliani. Questo in mezzo alla copertina curata da Ottavio Longo e poi entreremo nel dibattito.
Questo era il Gattopardo, giusto per non farci mancare niente. Abbiamo visto quel manifesto con il rullo bianco che può andare, credo, almeno al momento in soffitta. Era l'inizio della campagna elettorale di Enzo Bianco. Adesso cosa succederà? Insomma, su Catania cercheremo di capire cosa sta succedendo. Ce lo raccontate voi che siete i 3 esponenti del partito di centrodestra, quelli che si incontrano, che sanno le cose. Partiamo da Mancuso. Mancuso, non c'è questo nome nel centrodestra, ce lo siamo detti tante volte. Che deve succedere per tirare fuori questo nome? Il Movimento per l'Autonomia ha una posizione precisa, cioè sul nome di Fratelli d'Italia in questo momento. No, noi venerdì ci siamo presentati al tavolo per chiudere quelle che erano tutte le proposte del centrodestra. Siamo riusciti a chiudere 3 comuni, abbiamo dato la nostra preferenza su Catania al candidato di Fratelli d'Italia. Da venerdì ad oggi non è successo nulla ed è surreale. Ci aspettavamo un tavolo anche provinciale per cominciare a capire il titolo della nostra trasmissione è proprio questo: caos centrodestra a Catania ancora senza candidato. Cercavamo di capire anche il programma, cosa dobbiamo fare, chi è il candidato, chi lo deve interpretare, ma mi pare che da nessuna, diciamo, delle compagini politiche che dovevamo appunto chiudere la partita c'è stata un'attenzione al tema del programma. Si aspetta in modo surreale questo nome da Roma che fino a un certo punto perché poi non è viviamo. Finita sul nome, perché è il nome di Fratelli d'Italia, poi si apre un'altra partita di confronto, perché già la Lega ha messo il suo nome, no Cantarella? Sì, noi abbiamo proposto al tavolo del centrodestra un nome che riteniamo autorevole per esperienza e per capacità, come lo ha fatto legittimamente Fratelli d'Italia, come lo hanno fatto altri soggetti in altri contesti territoriali, no? Non ci vedo nulla di strano e diciamo non comprendo la polemica. Se noi guardiamo le ultime amministrative di Palermo, in tanti uscirono con i manifesti, incluso il candidato del Movimento per l'Autonomia, Totò Lentini, lo ricordo benissimo, anche altri esponenti. Non ci fu il clamore che c'è stato oggi su Catania. Si è chiuso poi in extremis sulla Galla e si è vinto ampiamente. Io sono convinto che se centrodestra in settimana che entra fa il punto, ci si riunisce punto anche... io qui, ho preso in prestito la tua trasmissione e ritengo che siamo ampiamente in termine per poter poi aprire il dibattito alla città. Non sento, ecco, questo ritardo. Perché adesso con Pietro Vento vediamo, anche analizzando quello che dicono i cittadini, cosa significa anche questo ritardo. Pietro, tra un po' vengo da te. Manlio Messina, allora si aspetta, tutti nel centrodestra aspettano voi. Tra l'altro Manlio Messina è uno dei nomi in ballo in questa partita. Il centrodestra aspetta di trovare una quadra ed è giusto che sia così, con tutti i partiti, gran parte dei partiti che chiedono e pensano di poter esprimere la candidatura migliore per la città, e questo è condivisibile. Poi bisogna fare sintesi. La sintesi ci impone, a mio giudizio, per responsabilità, per credibilità e se si vuole davvero vincere, di andare uniti come centrodestra, così come abbiamo fatto sempre finora, tra l'altro anche negli ultimi mesi, dalle nazionali alle ultime regionali, e questo ci consentirà di mettere insieme le migliori energie per governare una città che ha bisogno ovviamente di un'amministrazione. Quindi credo che questo sia il punto principale. I nomi contano, però ricordiamo anche che il centrodestra, credo che sia Fabio, entrambi i Fabio possono testimoniarlo, che è una cosa assolutamente positiva. Al tavolo del centrodestra si sta anche confrontando sul programma della città e per la città. Cioè, l'ultima riunione che c'è stata al tavolo regionale non si è parlato solo di nomi, perché il nome è importante ma non è determinante. Si è parlato molto anche di programma, di come si vuole affrontare questa città su temi che ritengo siano fondamentali per lo sviluppo e per il futuro dei catanesi e ovviamente della nostra città. Credo che questo sia alla fine la cosa che conta di più, e sono altrettanto convinto che come sempre il centrodestra responsabilmente andrà unito. Adesso siamo praticamente fermi su 2 nomi, no? C'è il nome di Sergio Parisi, almeno così sembra trapelare, e quello di Valerio Sudano, cioè un nome di Fratelli d'Italia, un nome della Lega. No, io questo però mi sento di dire, nel senso che i nomi sono diversi. Voglio dire, anche il Movimento per l'Autonomia, che poi ha detto responsabilmente possiamo convergere sul nome di Fratelli d'Italia, ha fatto un nome di nomi di persone altrettanto autorevoli. Quindi non confondiamo, perché sennò rischiamo davvero di far passare un messaggio che è quello là
che si aspetta esclusivamente il diktat quasi di Fratelli d'Italia. Non è così, c'è un confronto aperto sui nomi, su diversi nomi. Anche Fratelli d'Italia ha messo in campo nomi autorevoli, penso a Sergio Parisi, penso a Ruggero Razza, a Pippo Arcidiacono, penso a Stancanelli, quindi sono diversi nomi che credo possano rappresentare al meglio le istanze del centrodestra, così come ha fatto la Lega. Valera Sudano è persona di alto profilo, non perché è amica mia, ma credo che questo sia sotto gli occhi di tutti, e come dicevo prima anche i nomi fatti dal Movimento per l'Autonomia. Per cui, ribadisco, io credo che si debba semplicemente, come sempre, responsabilmente sedersi il più possibile ai tavoli e trovare la mediazione, che è quella che poi ci consentirà di esprimere il Quindi non è programma così migliore avvelenata come sembra, come viene raccontata questa Assolutamente partita, no. no? Assolutamente Allora facciamo così, Pietro, andiamo in pubblicità, quindi facciamo la prima pausa, poi ritorniamo insieme, svisceriamo tutti i numeri che Demopolis ha prodotto in esclusiva per noi, per questa trasmissione, e che sveleremo questa sera. Qualcosa l'abbiamo anticipato anche nei telegiornali, però insomma il grosso arriva adesso, quindi subito dopo la pubblicità con Pietro Vento e i numeri di Demopolis. Rientriamo in diretta. Allora, prima di andare da Pietro Vento, saluto la collega Miriam Di Peri del quotidiano La Repubblica, con i quali... Ciao Miriam! Aspetta che non ti sentiamo, un attimo, ristabiliamo tutto. Allora Miriam, ci senti adesso? Tu ci senti perché hai salutato, noi non ti sentiamo. Ancora no? Ancora no? Quasi? Eccoci, penso di sì. Vediamo Miriam, riproviamo, tutto in diretta ovviamente, come sempre ci piace a noi. Miriam, allora cerchiamo di parlarci. Ecco, sento un po' male, però vabbè. No, tu ci senti, noi non ti sentiamo. Allora, le chiedo alla regia di ristabilire questo. Sento un po' di voce distorta. Allora, riproviamo a ristabilire questo collegamento. Nel frattempo partiamo con Pietro Vento, perché insomma il tempo adesso diventa prezioso, siamo rigorosamente in diretta. Allora Pietro, andiamo a vedere questo nuovo barometro politico dell'Istituto Demopolis. Allora ancora buonasera a voi in studio, ai telespettatori di Telecolor. Partiamo come immaginato, come concordato, con una fotografia nazionale del consenso, e poi ci addentriamo su alcuni dati che riguardano l'elettorato catanese, quindi ci avviciniamo, ormai mancano poco più di 50 giorni al voto per il rinnovo del Consiglio Comunale e per il nuovo sindaco di Catania. Pietro, scusa se ti interrompo, sempre meno, no? Cioè, si accorcia sempre di più negli anni questa forbice, diciamo, no? di campagna elettorale. Sempre di più, assolutamente così, e anzi in Sicilia le elezioni avverranno 15 giorni dopo rispetto al voto nazionale, altrimenti saremmo stati ancora più vicini. Diamo questa fotografia che viene fuori dal barometro nazionale dell'Istituto Demopolis. Se si tornasse oggi alle urne, parliamo di elezioni politiche a livello nazionale, Fratelli d'Italia con 4 punti in più rispetto al voto del 25 settembre scorso si confermerebbe con il 30% il primo partito del paese. È di fatto un consolidamento di un consenso, di quel 26% delle elezioni politiche cresciuto al 30% di oggi. Un altro fattore significativo è quello del Partito Democratico. Va detto che il PD nel mese di gennaio aveva raggiunto il minimo della sua storia, da quando era stato fondato da Veltroni, per capirci, sì. Aveva raggiunto il 15%. Poi in queste ultime 2 o 3 settimane si è assistito al cosiddetto effetto Elise Klein, la nuova segretaria del Partito Democratico, che lo ha ereditato al momento peggiore, che comunque è riuscita a recuperare dal 15 al 24% oltre 5 punti. È un effetto fondamentalmente di motivazione di quell'elettorato che si era perduto nei mesi, direi quasi degli anni precedenti. Pietro, scusami se ti interrompo. Il tuo istituto, l'Istituto Demopolis, è leggermente in controtendenza rispetto anche agli altri istituti nazionali che danno Fratelli d'Italia sotto il 30% in questo particolare momento storico. Quindi questa è una notizia che tu ci dai, ovviamente. Ricordiamo che il sondaggio Demopolis è freschissimo.
In realtà credo che le differenze siano quasi inferiori al punto percentuale, quindi in realtà cambia pochissimo. Okay. Il fattore che colpisce comunque è il consolidamento progressivo di Fratelli d'Italia, ma nello stesso tempo, ecco, dicevo, la forte novità è un Partito Democratico che riprende a crescere. Attenzione, l'effetto Schlein. Esattamente così. Il Movimento 5 Stelle è più o meno sui valori delle ultime politiche, al 15,6, anche la Lega intorno all'8,7, rimangono tutti molto stabili. Una lieve caduta, una lieve flessione sia per Azione, il via al 7,2, sia per Forza Italia che perde poco più di un punto rispetto alle elezioni scorse, al 3,1 sinistra e Verdi. E dicevo un fenomeno importante, l'affluenza che ricordiamo grafico numero 2. Ecco, l'affluenza molto bassa, mi fermiamo ancora un momento sul nazionale. Okay. L'affluenza molto bassa delle elezioni politiche cresce di poco in Italia, ma c'è una motivazione, il fatto che oggi, se si votasse oggi, andrebbero alle urne con più convinzione, direi con più voglia, soltanto gli elettori di due partiti, gli elettori del partito guidato da Giorgia Meloni e del partito guidato da Jens Klein. Fondamentalmente c'è in questo momento un maggiore entusiasmo in questi due elettorati, e questo ovviamente li avvantaggia rispetto alle forze concorrenti. Ci può stare. Ma da questo andiamo invece a guardare Catania. Guardiamo Catania, siamo a poco più di 50 giorni dal voto. Abbiamo chiesto ai catanesi, ed è un dato che davvero ci colpisce, abbiamo chiesto: lei pensa di recarsi alle urne a fine maggio per l'elezione del nuovo sindaco del Consiglio Comunale? E allora a dire sicuramente sì è appena il 45%. Un 13% deve ancora rifletterci, ci penserà, magari alla fine si convincerà a recarsi alle urne, ma il 42% dei catanesi lo esclude del tutto. Questo è un dato con questa determinazione, con una propensione così netta, che oggettivamente ci colpisce in fase di rilevazione. Pensiamo, e ogni tanto dobbiamo anche riportare le percentuali ai numeri reali, e vorrebbe dire che oltre 100.000 catanesi oggi ritengono di non recarsi alle urne, che non andranno. È un numero drammatico questo, davvero, è un numero drammatico. Lo facciamo commentare ai nostri ospiti velocemente, Pietro? Allora, Manlio Messina, Manlio Messina, lo chiedo un po' a tutti quelli che sono collegati, io non so se c'è anche collegata Miriam Niperi, che l'ho vista prima, insomma, se c'è rimandatela perché io non la vedo. Allora, Messina, 45% andrà a votare, c'è una buona percentuale, un 42% dice io non andrò certamente a votare, più questi indecisi qua che il 13%. Questo conferma purtroppo l'andamento di questi ultimi anni, dove la politica continua a non appassionare. L'augurio è che si possa far crescere sempre di più questa percentuale, e per poterlo fare bisogna prima di tutto far sì che la politica sia credibile, e io credo che anche questo dato continuerà a salire e salirà nei prossimi anni se si continua a lavorare in questo modo, con un governo, quello del centrodestra, che sta dimostrando serietà, che sta dimostrando coerenza, che sta dimostrando di pensare soprattutto agli italiani, e credo che questo possa davvero far ricredere alcuni, soprattutto gli indecisi, e anche chi ritiene di non dover andare a votare. Quindi allora, Cantarella, Mancuso, Sunseri, insomma questa è una cosa che interessa tutti. Condivido quello che dice Maglio rispetto a un trend che abbiamo visto nelle amministrative, dove va a votare circa il 50%. Ecco, non mi aspettavo questo no deciso così elevato, questo sì, sicuramente mi fa riflettere. Possibilmente appena uscirà il candidato del centrodestra, magari una fetta di questa che ha aspettato per esprimersi si sbilancerà in futuro. Mancuso il sindaco lo fa, insomma, capisce. Io in controtendenza a quello che è il dato, ritengo che è un dato molto alto di affluenza alle urne a bocce ferme. Se questo dato lo rifarei tra una settimana con i candidati al Consiglio Comunale in campo e con il sindaco in campo, sarà assolutamente importante, perché già circa il 58% vuole andare a votare. C'è poi una percentuale che secondo me intorno al 20% che sarà portata a votare dai familiari, dagli amici, dai cugini, dalle zie, da tutti quelli che vengono coinvolti in una competizione amministrativa. Quindi io lo vedo un dato positivo di partenza. Controtendenza. Ardizzone, Martina Ardizzone. Aspetta, non sentiamo Martina. Ida? Sì, adesso sì. Okay.
Dicevo, di solito i dati che vengono fuori dalle affluenze alle tornate elettorali e amministrative sono completamente diverse rispetto alle altre competizioni, perché sono d'accordo con il sindaco Mancuso, comunque intervengono alle competizioni elettorali amministrative più persone, magari il cittadino si sente più interessato ad andare alle urne. Io non sono tanto stupita del no netto alla partecipazione, all'andare a votare per la competizione di Catania, considerato che i catanesi sono veramente, io ritengo veramente stanchi dopo gli ultimi anni di amministrazione catanese, quindi non sono per niente stupita da questo no netto. Miriam, c'è Miriam Di Peri? Allora, vediamo se c'è collegata. Eccola qua, Miriam. Sì. Finalmente c'è. Ciao Ciliberti. Ciao cara, eccola qua. Hai visto che numeri, Luca, mi spiace proprio tanto che la reazione della politica sia questa. Cioè, stiamo parlando delle amministrative, ci saranno in campo centinaia di candidati a Catania e il 42% dei catanesi non ha intenzione di prendere parte. È un dato disastroso, perché fino a quando quel 42% è sulle politiche che la gente percepisce come più distanti, Roma è distante da Palermo, è distante da Catania, lo sappiamo, ma che alle amministrative il dato di partenza sia quello là, dovrebbe interrogare tanto il centrodestra quanto il centrosinistra sullo spettacolo spesso indecoroso che si sta dando in questa fase di avvio e di definizione dei giochi nelle due coalizioni, come dire. Mi dispiace che invece la politica tutto questo non lo percepisca e si coopera. 42%, cioè, stiamo parlando 4 catanesi su 6, cioè non ne vogliono sentire di andare a votare. Questo, il no è questo. A questi potrebbe raggiungersi almeno un altro catanese, diciamo, su 10, quindi 5 su 5, il 50%. Cioè, l'amministrativa è Mancuso, l'amministrativa, lei fa il sindaco, le amministrative sono le elezioni più coinvolgenti tra tutte le elezioni. Vedrai che voteranno tra il 65 e il 70%. Ma ce lo auguriamo. Andiamo avanti, Pietro Vento. Ovviamente quello è un auspicio, però va detto che ritroviamo sui catanesi, dopo l'ultimo decennio amministrativo, ritroviamo una sfiducia nell'amministrazione locale che invece non ritroviamo quando si vota in altri contesti in cui l'affluenza normalmente su Catania anzi tende a crescere. E andiamo a guardare un altro dato sui cittadini che però dichiarano l'intenzione, certo probabile, di recarsi alle urne. Quindi quel 45%, scusa Pietro, giusto? No, di quel 45 più il 13 che dice probabilmente andrò, okay. Quindi in realtà siamo sul 58% che dice andrò con certezza o probabilmente mi recherò alle urne. Siamo in un contesto, che sembra appunto strano perché mancano poco più di 50 giorni, ma siamo di fatto con alcuni candidati civici in campo e con il candidato del centro-sinistra insieme al Movimento 5 Stelle, ma manca ancora il candidato principale, se così si può dire, in base alle intenzioni di voto, e quindi è chiaro che poi tutto questo finirà col modificare ovviamente lo scenario. Quella di oggi, lo ricordiamo, è una fotografia, quindi una fotografia che andrà a cambiare nelle prossime settimane. Come si orienterebbero in termini di coalizione? Possiamo guardare il grafico insieme, lo stavamo già vedendo con la regia. Allora, il 48% dei cittadini sceglierebbe la coalizione di centrodestra, di fatto la coalizione di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Movimento per l'Autonomia. E il 48%, diciamo, siamo vicini alla maggioranza assoluta, ma è un numero che, come sappiamo, nel meccanismo siciliano vorrebbe dire superare il 40%, e quindi vorrebbe dire vittoria al primo turno. Al secondo posto l'area costituita dal Movimento 5 Stelle e centrosinistra, PD, Sinistra Verdi al 32%, che va detto proprio in questo frangente, in questo momento specifico, trae anche un certo beneficio dall'esclusione di Enzo Bianco, che sicuramente sarebbe stato almeno in minima parte concorrenziale, e anche di quello che si immaginava poter essere il suo vice sindaco, quindi Giancarlo Cancelleri, leader storico del Movimento 5 Stelle in Sicilia. E poi le altre liste oggi difficilmente misurabili, un 20% che comunque aspetta Pietro, perché c'è Mancuso che ci sta dando una notizia sul centrodestra. Quando tu hai detto, dice, questa questione del bianco, diciamo, interessa, Mancuso dice che non c'entra. Perché Mancuso?
Perché secondo me, da quello che leggo, se devo tradurre in posizione elettorale, secondo me Candido si candida e si farà sospendere dal prefetto, da quello che io leggo dalle dichiarazioni, perché è l'unica via per salvarsi da quello che è successo, non ce ne sono altre. Non aspetterà né Cassazione né Tribunale europeo. Secondo me la mossa anche politica sarà questa. Ce la segniamo questa, vedremo cosa succederà. Andiamo avanti, Pietro Vento, andiamo un po' più veloce con le altre grafiche. Andiamo. Ovviamente quello potrebbe essere uno scenario, però attenzione, in una condizione di partenza di questo tipo sicuramente uno svantaggio esiste, perché sappiamo quello che hanno vissuto i catanesi in questi ultimi 5 anni, quindi con un sindaco alternato dai commissari, quindi attenzione, c'è anche una storia recente di cui bisogna tener conto. Dicevo poi, ecco, le altre liste, sicuramente una forza che è ancora da misurare nelle amministrative a Catania, quella di Cateno De Luca, e poi una presenza di Terzo Polo e tante liste civiche. Ovviamente tutto questo potremo leggerlo meglio dopo le candidature. Va detto un'ultima cosa, è chiaro, evidente, vincerebbe così il centrodestra se andasse unito al primo turno, se andasse diviso si aprirebbe di fatto una inevitabile, ma direi anche incerta, lotteria del ballottaggio. Lo vediamo questo in moltissime fino a qua, insomma, ci siamo. Andiamo a vedere l'altra grafica che mi sembra molto interessante, proprio per il periodo che stiamo vivendo. Poi dico, attenzione, diciamoci anche un'altra cosa, che in 50 giorni di campagna elettorale, sappiamo come avviene la campagna elettorale a Catania, in Sicilia e in Italia, e diciamo, tutto questo quadro è destinato a mutare in base campo. Però questa grafica, Pietro, questo grafico numero 4 mi sembra molto interessante, proprio dicevo per il periodo che stiamo vivendo. Guardate qui, lo dico a tutti i nostri ospiti, eccolo qua. Questo è molto interessante perché vediamo, ecco, che ma già ne accennava Mancuso prima, ne accennavano gli altri ospiti. Di fatto, nel modo in cui si vota alle amministrative, saranno alle urne, alle amministrative, i catanesi sceglieranno soprattutto i candidati. E appena 3 su 10 sceglieranno il partito, hanno una loro collocazione, si riconoscono alle elezioni politiche, diciamo quasi tutti in un partito, ma quando si vota per il comune di Catania sceglieranno il candidato. Il 42% avevano più scelte consentite guarderà il candidato sindaco, il 37% sarà condizionato molto dal candidato al consiglio comunale, dicevo appena il 30% dal partito. Dei programmi di partito i catanesi ovviamente non gliene frega niente, non si fidano più oggettivamente da molto tempo. Allora ricordiamo che questo è un sondaggio Demopolis per Il Punto, quindi Pietro Vento sta dando in anteprima tutti questi dati. Pietro Vento, adesso andiamo a vedere la grafica numero 5, perché qua insomma i catanesi cominciano ad andare in giudizio, no? La domanda che avete fatto voi è: che giudizio darebbe nel complesso sui servizi pubblici a Catania? Sì, dobbiamo andare indietro, il grafico precedente. Allora andiamo al grafico precedente. Il giudizio dei catanesi sui servizi pubblici. Eccolo qua, questo qua, sui servizi pubblici, eccolo qua. E allora il voto in pagella, diciamo, dei catanesi che esprimono i cittadini residenti a Catania è davvero molto severo. Vediamo che appena un quarto li promuove con un 6 o più, appena il 7% li ritiene mediocri, ma poi abbiamo 2/3, il 68%, che dà un voto inferiore al 5. È un dato che chiaramente condiziona la qualità della vita, che nella percezione della Repubblica Atenea è molto diversa rispetto a 10-15 anni fa. C'è una nostalgia, c'è diciamo in qualche modo una sorta di consapevolezza, di percezione che i servizi pubblici a Catania stiano, loro, insieme a tanti altri fattori, anche di tipo economico ed altro, stiano incidendo negativamente sulla qualità della vita a Catania. Quando ci spostiamo, non so se volete commentare questo o andiamo un momento più in dettaglio. Andiamo in dettaglio. Allora, nel dettaglio noi abbiamo guardato anche un po' oltre i servizi specifici comunali, abbiamo guardato un po' i servizi pubblici. Allora ci colpisce come sempre che a Catania, diciamo, c'è una soddisfazione, una valutazione maggiore, ampiamente maggiore rispetto alle altre città siciliane, rispetto ai servizi per la salute, al modo in cui è gestita la sanità, ad esempio negli ospedali catanesi. Una valutazione
valutazione positiva che supera il 60%, così come positivamente è vista la promozione turistica della città. Scusa Pietro, un attimo, facciamo un breve inciso. Cioè, i catanesi sono, secondo il tuo sondaggio che tu oggi stai presentando qui al Punto, sono soddisfatti, cioè 6 catanesi su 10 sono soddisfatti per i servizi della salute, quindi gli ospedali e tutto quello che gira intorno, no? I laboratori di analisi, immagino tutto quello che gira intorno. Tranne ovviamente che la medicina territoriale, che ha fallito pienamente in tempi Covid. Scusami, ma perché tu dici ti colpisce? Cioè nel resto, diciamo, della Sicilia normalmente vengono visti meno, male, insomma, come... Colpisce perché quello di Catania sui grandi ospedali di Catania è un dato che è quasi in media con le medie del nord Italia. Dopodiché dico, non è così a Palermo, ecco, per fare un esempio, per fare un paragone immediato. Interessante. Altro elemento, la promozione turistica viene riconosciuta dalla maggioranza positiva, stiamo andando verso una stagione probabilmente con il boom di presenze, si dovrebbe battere anche la scorsa estate in cui si raggiunse già un primato. Andiamo a guardare i servizi comunali. Sui servizi comunali, di fatto, se vedete le bocciature in rosso nel grafico, sostanzialmente abbiamo dei dati quasi drammatici. Il trasporto pubblico locale è bocciato dal 67%. Mamma mia, ragazzi. La manutenzione delle strade dal 70%. Tutto quello che sappiamo, che ci diciamo ogni volta, però insomma quando poi li vediamo... verità dal 72, e poi abbiamo davvero due punti neri su cui i catanesi oggettivamente li mettono in testa per la negatività della situazione attuale per l'agenda del nuovo sindaco. L'85% dice che la sicurezza urbana a Catania negli ultimi anni non c'è più. Lo sappiamo, abbiamo visto. Oggi, tra l'altro, faccio un breve inciso, ho colpito molto, no, un post oggi di Mario Venuti, famoso cantautore. Lui vive a San Cristoforo per scelta, perché per anni ha voluto vivere proprio l'umanità, il centro della città. Oggi è stato selvaggiamente picchiato proprio a San Cristoforo mentre passeggiava i cani da un altro, almeno questo racconta, che passeggiava i suoi cani, insomma i due, c'è stato un battibecco tra i due ed è stato preso a pedate in una città civile, come dice di essere, Catania. Incredibile. Poi quando viene raccontata la voce di un artista, insomma, pesa ancora di più. Andiamo avanti con i grafici, Pietro, ti prego di essere un po' più veloce perché... Andiamo a chiudere. Di fatto, ecco, ricordiamo che episodi come questo, accanto poi ai vissuti personali, poi influiscono sulla percezione. Quindi dicevo, sicurezza urbana, appena il 15% dei catanesi si sente sicuro in città, appena il 12% dei catanesi dà una valutazione positiva, un voto il 6 o un voto superiore sull'attuale pulizia della città e gestione dei rifiuti. Completo con un ultimo dato, che anche questo, diciamo, diventa una bella sfida per la futura amministrazione della città. Lo vediamo nell'ultimo grafico, l'ultimo decennio amministrativo, quindi quello che in realtà comincia con Bianco e poi con gli ultimi complicati 5 anni, con quell'alternanza tra Pogliese e i tanti commissari. Allora, dopo l'ultimo decennio, va detto che la qualità dei servizi per i cittadini catanesi è molto peggiore rispetto a 10 anni fa. Lo dice l'81% dei catanesi. Ecco, quindi c'è una percezione di partenza che pone davvero una sfida complessa. Quindi due sindaci degli ultimi 10 anni sono Bianco e Pogliese, uno di centrosinistra e uno di centrodestra. Ma soprattutto i catanesi dicono anche nelle interviste a Demopolis in fase aperta, dicono a Catania si stava molto meglio alcuni anni fa, un po' di tempo. Allora Pietro, fermo là, ti faccio, adesso credo ti vogliono fare un po' di domande gli ospiti. Cantarella. Sì, dico, è anche vero che bisogna fare i conti con le emergenze con cui hanno avuto a che fare le varie amministrazioni, no? Noi ci siamo insediati nel 2018 e dopo 2 settimane ci è arrivato il dissesto con 1,5 miliardi di euro di buco di bilancio. Erogare servizi in quelle condizioni non credo che appunto basti la bacchetta magica, forse neanche quella. Siamo stati capaci, ecco, nonostante tutto questo, di mandare avanti la macchina comunale, di riprendere a erogare servizi. Non si potevano pagare neanche gli stipendi quando ci siamo insediati. Di che parliamo? Di questo bisogna assolutamente tenere conto quando si fa una valutazione. L'amministrazione Pogliese ha dovuto
affrontare emergenze che nessun'altra amministrazione in passato ha mai trovato di fronte. Sì, però Cantarella, quello che dico io, che ho detto tante volte qui, dico io, nessuno vuole sminuire insomma quello che è successo. Il problema però poi è quello che ci racconta però chi vive la città non gliene frega niente, non gliene frega niente che quello ha affrontato il dissesto, lo poteva dichiarare quello prima, la città è questa, avete visto? Mi riprendete per favore la grafica con tutte quelle bocciature, i problemi di Catania sono sempre questi, no? Manutenzione delle strade, da quanti anni è che si dice che le strade sono impercorribili? Il traffico, la viabilità, la sicurezza, la polizia. Però se non si racconta ai catanesi cosa è accaduto, il motivo per cui certi servizi non possono migliorare, si fa di tutta l'erba un fascio e il catanese non può avere il ruolo vostro dei giornalisti, è questo, quello di saper raccontare quello che realmente è accaduto, perché se no, scusami Ciliberti, perché se no facciamo confusione, perché se non si racconta che è una città in dissesto, quindi un'amministrazione che arriva e dopo 2 settimane è costretta a dichiarare il dissesto e col dissesto non puoi garantire i servizi, allora tu stai mettendo al pari e allo stesso piano un'amministrazione che ha subito un dissesto rispetto a un'amministrazione che quel dissesto l'ha creato secondo una sentenza. Quindi il problema non è è un problema oggettivo. Poi io sono d'accordo che ai cittadini non gliene frega nulla, però i cittadini devono sapere se un sindaco non è in grado di asfaltare la strada perché non ha i soldi, perché è in dissesto, perché la precedente amministrazione ha creato un debito di 1.500 milioni. È chiaro che questo si deve raccontare, perché se non si racconta si fa di tutta l'erba un fascio ed è l'errore più grande che si può fare, perché poi la disaffezione nei confronti della politica arriva proprio da questo. Che c'è, Mancuso? No, io ritengo che bisogna organizzare bene la macchina amministrativa. Qua c'è un sindaco, c'è una carenza di capi settore, capi servizi che naturalmente devono consegnare alla politica quelle che sono tutto quello che oggi leggiamo con Pietro Vento, che ringraziamo. E rispetto a questo dobbiamo avere assolutamente un quadro. Questo quadro non c'è. La politica deve avere sempre quelle che sono le priorità e i capi servizi e i capi settori devono assolutamente consegnarli nel modo migliore possibile. Quando io ho fatto il comunicato qualche giorno fa a favore di Manlio affinché restasse a Roma, è perché la sicurezza la possiamo affrontare solo se un parlamentare nazionale con il sottosegretario all'interno, con il ministro dell'interno, rafforzi la presenza delle forze di polizia e aiuti la città di Catania sulla polizia locale ad essere più presente con più persone e quindi con maggiori risorse nazionali per fare un nuovo bando sui vigili urbani. Così posso continuare con tutta un'altra serie di cose che devono essere assolutamente fatte, ma devono essere preparate da un organigramma che il nuovo sindaco deve mettere subito in campo. Io sono certamente d'accordo con voi. Solo fammi dire l'ultima cosa, anche perché c'è Fabio Cantarella che può confermare, perché l'ultimo punto è la città e la gestione dei rifiuti. Io vorrei ricordare che l'amministrazione pogliese, quindi quella di centrodestra, ha ereditato il bando dei rifiuti che non funzionava dalla precedente amministrazione. Non esisteva dalla precedente amministrazione la raccolta differenziata. Se non ricordo male, su quella passato, gestione, sì, anche su che ha coinvolto anche il pubblico. Noi abbiamo col nuovo bando oggi la raccolta, Fabio, cresce. Trasparenza e legalità. Oggi mi dicono che la raccolta è arrivata al 40%, l'ha superato il 40%. Noi siamo insediati con un 8% di raccolta differenziata e non esisteva la raccolta differenziata nei quartieri popolari, da nessun'altra parte. Quindi diciamo che questo va sicuramente valutato quando si fa un esame sereno. Abbiamo portato a casa un contributo da $500 miliardi a fondo perduto per Catania. Questo ci ha consentito di non vivere il buio del dissesto e di operare come se il dissesto non esistesse. Questo a mio avviso va anche considerato. Quindi è giusto che va esaminata la percezione che ha il cittadino, però quando amministri devi oggettivamente fare i conti davvero con quello che hai a disposizione. Lo dico per voi che state affrontando una campagna elettorale, davvero io credo che oggi diventa davvero difficile da percepire per i cittadini un racconto del passato. Assolutamente. I numeri sono però è importante, impietosi. È importante raccontare trasporto pubblico locale, è importante capire cosa accadrà nei prossimi anni in città con quello che è stato fatto per esempio col governo di centrodestra alla regione, la metropolitana, i nuovi treni delle metropolitane, la nuova tratta che porta all'aeroporto, quello che ha fatto l'amministrazione pogliese negli anni precedenti con l'implementazione
pavimentazione, credo siano arrivati 50-60 autobus nuovi elettrici, i parcheggi scambiatori, è partito il lavoro per il parcheggio Sanzio, i 2 obelischi, la BRT che sta lavorando e si sta implementando. Questi sono tutti servizi che vedranno dopo. Miriam? No, sono in atto il piano urbano integrato, 180 milioni e già si vedranno più avanti. operativo. Miriam, prego. Sì, ci tenevo a dire una cosa a Manlio Messina. È vero, c'è una responsabilità dei giornalisti e sicuramente devono raccontare più e meglio come l'amministrazione pugliese si sia ritrovata a gestire il dissesto dopo 2 settimane. È vero anche che Catania però è lo stesso ragionamento rispetto a quel 42% di dichiarazione di astensionismo da parte dei catanesi. Catania negli ultimi 5 anni, o quantomeno negli ultimi 2, è rimasta ostaggio di questo valzer continuo di commissariamenti e rientri del sindaco, una situazione in cui ha ragione Cantarella quando descrive tutto quello che è stato fatto. Gli assessori hanno fatto il possibile, ma un sindaco serve, perché altrimenti non saranno qui a parlare di amministrative e a contenderci il candidato. Però questo andrebbe detto a chi ha messo questa legge scellerata, no? Ma quella è responsabilità del centrodestra, perché scusi, non è responsabilità di una legge, la legge Saverino, che impone a un sindaco che ha una condanna di primo grado, quindi non passata in giudicato, quindi non di terzo grado, e in questo paese fino a prova contraria uno è innocente e fino a sentenza passata in giudicato, quindi terzo grado, sospende un sindaco eletto dal popolo, quindi anche il centrosinistra ha, voglio dire, il sindaco in Calabria, il sindaco lo sospende a tempo. Lo sospende a tempo, tra l'altro, infatti per 18 mesi. Il sindaco di Reggio Calabria, Falcomatà del PD, ha subito la stessa cosa, quindi è una legge, a mio modo di vedere, infame, che paga e fa pagare il prezzo ai cittadini, perché io condivido con lei che la città ha bisogno di un sindaco e se i cittadini lo eleggono quel sindaco, il sindaco deve rimanere lì quantomeno finché non c'è una sentenza passata in giudicato. Quindi questa è una norma che è assolutamente bizzarra e che va attribuita a chi l'ha fatta, e mi auguro che l'attuale governo la rivedi in maniera sostanziale, perché non possiamo lasciare le città senza un sindaco. Quindi condivido questo, ma non è un problema di centrodestra. No, neanche per me è un problema di centrodestra. Io sono dell'avviso che un sindaco, sia del PD, sia di Forza Italia o di qualunque altra forza politica, in una situazione del genere si dimette. Ma mi scusi, però è la legge che lo dice. Allora disattendiamo la legge, la legge lo sospende, non lo fa decadere. Allora facciamo una legge che decide di farlo decadere. Io sono contrario, perché io sono non un giustizialista ma sono un garantista, quindi per me una persona, tra l'altro per un reato certamente non gravissimo come può essere reati di mafia o altri reati, dico è un reato amministrativo, contabile. Altri sono stati archiviati per fatti identici. Esatto, che ritengo debba essere giudicato dai tribunali, non dai giornali o non da una legge che la legge, ribadisco, consente, anzi impone la sospensione e la possibilità di essere reintegrato in attesa della sentenza. È una legge folle, che è diverso, ma se tutti i sindaci si dovessero dimettere ogni volta che arriva una sentenza di primo grado, significa che i sindaci li facciamo fare alla magistratura. Scusatemi. Io ricordo Cascio, deputato regionale, cosa che già accade abbastanza spesso. Quindi fatto decadere con la Severino, assolto in appello. Chi gli restituirà? Alla fine, anni. Però alla fine, penso di interpretare quello che vuole dire Miriam, però alla fine si è dimesso, quindi è una questione di tempi. No, Miriam, immagino. Sì, Luca, e soprattutto siamo qui a parlare di quello che ha fatto l'amministrazione precedente. Qui c'è un centrodestra che ha comunque amministrato per 5 anni, che si deve presentare ai cittadini catanesi e che continua a raccontare ai cittadini catanesi che è colpa di chi li ha preceduti. Allora, no, mi scusi, le chiedo scusa, non lo dice il centrodestra, mi scusi, lo dicono i tribunali. No, qua lo dico. I tribunali dicono con sentenza che la responsabilità del buco di bilancio della città di Catania è dell'amministrazione Bianco e del sindaco Bianco. Quindi mi scusi, noi sosteniamo. Posso fare una battuta? I tribunali vanno bene quando condannano quelli del centrodestra e non vanno bene quando condannano quelli del centrosinistra. Posso fare una battuta su questo tema e poi salutiamo Pietro Vento. Dico, si è creato il buco di bilancio, quindi sono stati spesi più soldi di quelli che aveva il comune.
Ma dico, non è che sia andata molto meglio, perché se vediamo sempre il sondaggio Demopolis, insomma i servizi sono stati scadenti e il giudizio dei catanesi sugli ultimi 10 anni di amministrazione non è certamente felice, quindi insomma oltre al danno la beffa. Quindi, insomma, no, ma aveva la possibilità di riequilibrarlo, o meglio lo ha fatto in diversi step, nell'ultimo, quello fondamentale, non c'era il numero legale in aula, quindi alla fine. Allora Pietro, dove sei? Ci siamo? Eccolo qua. Pietro, concludiamo e così saluto anche te. Non so se vuoi insomma dire. Credo che tu voglia chiedere quello che voglio chiedere io a questi tre qua messi Fratelli d'Italia, Lega e MPA. Cioè, quando si saprà questo sindaco, insomma, no? Questo nome? È evidente che nel sondaggio Demopolis mancava l'elemento sui candidati, quello che avevamo analizzato in premessa nell'analisi fatta per il quotidiano La Sicilia circa un mese addietro. Rimangono comunque alcuni punti centrali. Rimane l'agenda dei catanesi per il nuovo sindaco, è chiara, netta, prescinde quasi alla collocazione politica, perché il giudizio sull'ultimo decennio è completamente trasversale. Vediamo che il centrodestra, se unito, di fatto sfiora il 50%, quindi questo significa che non c'è un nesso, ma c'è un'insoddisfazione. C'è un 81% di catanesi che ritiene che a Catania 10, 15 o 20 anni fa si viveva meglio e i servizi comunali funzionavano molto meglio. Questo è il punto di partenza. Poi sul resto un po' che migliorarlo. No, sì, devo sperare un po' che migliorarlo, insomma, di ora. Chiunque esso sia. Allora, grazie Pietro Vento per essere con 200 vigili urbani a disposizione. Bene, grazie a voi e alla prossima. Grazie Pietro, ovviamente tutti questi dati li ritroverete pubblicati domani sulla Sicilia Web in pagina. Prego. E conferma quello che è accaduto anche, diciamo, in altri contesti territoriali, che il centrodestra unito riesce a vincere al primo turno, unito. Ecco. Questo è conferma, diciamo, anche di gran lunga, e secondo me i numeri sono molto più ampi considerando poi i candidati in campo e le liste che tirano. Certo. Anche lui l'ha detto, no? Cioè, con i candidati, sondando poi dei nomi, ovviamente il risultato diventa certamente differente. Allora ci fermiamo, pubblicità, poi ritorniamo, cerchiamo di capire che cosa sta succedendo tra di voi, tra Lega soprattutto e Fratelli d'Italia, perché credo che questo braccio di ferro deve arrivare in qualche modo alla fine, dopo la pubblicità. Rientriamo in diretta. Allora, discutiamoci, oggi insomma, abbiamo parlato, insomma, abbiamo visto i dati Demopolis prodotti in esclusiva per Il Punto, abbiamo visto con Pietro Vento, che saluto e ringrazio ancora, adesso parliamo però di quello che sta succedendo nel centrodestra. Con me Fabio Mancuso, rappresentante del Movimento dell'Autonomia, Fabio Cantarella, rappresentante della Lega, Manlio Messina di Fratelli d'Italia. In collegamento c'è la collega Miriam Di Peri di Repubblica, che è anche lei ovviamente interessata per il racconto da fare nei giornali di queste amministrative catanesi. Non si arriva al dunque, ogni giorno diciamo domani sarà il giorno giusto, il fine settimana arriverà questo nome, il Fratelli d'Italia sta per fare questo nome insomma ancora non c'è, perché di fatto c'è un braccio di ferro tra la Lega e Fratelli d'Italia. Salvini ha detto, venendo a Catania, la nostra candidata, la nostra proposta di candidatura è Valeria Sudano, stiamo mettendo il meglio, mettete anche voi un candidato diciamo all'altezza, no? Cantarella, questa è la sintesi delle parole di Salvini. Massimo rispetto per i candidati proposti da Fratelli d'Italia o dal Movimento per l'Autonomia. Noi riteniamo che in questo momento storico la figura di Valeria offra, diciamo, un profilo che sia altissimo e che comunque abbia tutti i requisiti per incarnare quegli obiettivi che ci diamo col centrodestra, no? E quindi l'abbiamo messa a disposizione degli alleati. Certamente questa decisione passerà non solo dal livello locale, regionale che sia, ma anche da quello nazionale, perché lo sappiamo benissimo che poi alla fine saranno i leader nazionali a trovare un'intesa fra di loro. Non c'è una volontà di rompere. Però c'è una pregiudiziale, dice, è stato detto in questi giorni che Valeria Sudano potrebbe fare un passo, perché questo è il nome che ha fatto la Lega, potrebbe fare un passo indietro di fronte a una candidatura autorevole di Fratelli d'Italia. Quindi diciamo è sottointeso che i nomi che sono stati fatti probabilmente alla Lega. Io questo non l'ho sentito, io invece quello che ho compreso anche parlando con Valeria è che c'è piena sintonia con quello che ci dirà Matteo Salvini, no? Alla fine noi aderiamo a un partito, abbiamo un leader che si sta occupando di Catania in prima persona
ecco, se quello che lui ci dirà di fare noi faremo alla fine, quindi... la facci Mancuso e No, ma ognuno... No, se fosse così noi non ci siamo, ecco. Se decide Salvini, Meloni... No, decide nel nostro partito Salvini, non è che decide a casa loro. Siccome prendo per buono quello che dice Sudano fa parte della Lega, Luca è Ciliberti, che è molto informato, se si sta aspettando la decisione tra Meloni e Salvini noi non ci siamo, l'abbiamo detto chiaramente, noi andiamo per conto nostro, con grande serenità, senza che... Ma così roviniamo il sondaggio di vento, però. Non so, ma non è un problema di sondaggio, noi ci crediamo al tavolo regionale, ci siamo stati, abbiamo cercato di chiudere venerdì tutto, poi pensavo che stavamo solo aspettando un ragionamento all'interno di un partito che è anche nazionale, deve fare i suoi ragionamenti, ma è una cosa all'interno del partito, non che il partito di Fratelli d'Italia deve parlare con Salvini e decidere loro due insieme che è il candidato a Catania. Questo non esiste, noi non ci staremo al 100%. Dentro il nostro partito sì, ma però. infatti dico, va chiarito questo passaggio. Meloni e Salvini si possono sedere, si sederanno, ci mancherebbe, per decidere se i candidati che sono messi in campo può andare bene all'uno, può andare bene all'altro, poi sarà il tavolo regionale. Ma si siederanno per definire il candidato, si siederanno per definire, come dire, la città, la proposta di candidato. In una geografia faccio un esempio, qualora Salvini dicesse alla Meloni va bene il candidato di Fratelli d'Italia, non è detto che il candidato di Fratelli d'Italia sarà il candidato sindaco, significa che Fratelli d'Italia andrà al tavolo regionale, ascolterà i movimenti regionali come il Movimento per l'Autonomia, come la Democrazia Cristiana, che è un altro movimento locale, e chiederà se il candidato presentato da Fratelli d'Italia, che andrà bene anche alla Lega, sarà ovviamente nelle aspettative degli altri movimenti regionali che sono determinanti per la vittoria del centrodestra. Miriam. Convince. Messina parla già da leader della coalizione. Va bene. Senta, ma piuttosto siamo sempre là, ci siamo sentiti poco in questo periodo, quindi io approfitto per tornare a fare domande a Manlio Messina. Ma alla fine questa proposta che le è arrivata, questa richiesta di candidatura che le è arrivata dal partito e poi è arrivata da Donzelli, e tutti si aspettano che sia anche Giorgia Meloni a chiederle un impegno in questo senso. Questo colloquio con Giorgia Meloni c'è stato? Ci sarà? No. Ma perché hai invitato la Tiferi stasera? No, allora, scherzi a parte, è chiaro che io ho sempre detto e ribadisco sempre, ed è quello che ho detto al mio leader, quello che ho detto ovviamente alla Meloni quando ci siamo visti, e quello che ho detto agli altri leader, al coordinatore nazionale del partito. Ho detto che io sono disponibile per tutto quello che sono le scelte del partito, che sono utili e funzionali non solo al partito, alla coalizione e soprattutto alla città. Poi ho espresso una mia opinione che tengo per me, ma questo non significa che io non sia sempre disponibile per la mia città, quello è ovvio, ci mancherebbe, però non significa che il mio sia il nome migliore, probabilmente ci sono nomi che sono migliori rispetto a quello che può essere Manlio Messina, ma ancora una volta, e ho anche detto in questa trasmissione, che per quanto mi riguarda sono stato eletto 6 mesi fa, ho chiesto il voto 6 mesi fa per svolgere un ruolo importante che mi sta dando grande soddisfazione e gratificazione per la mia terra. Cambiare dopo 6 mesi non mi sembra la cosa migliore per uno che poi deve andare nuovamente a chiedere il voto lasciando quello che ha fatto per solo 6 mesi. Quindi io ritengo che la scelta debba ricadere su altre persone di valore, di altrettanto valore, forse anzi sicuramente migliori di Manlio Messina, e questa è la posizione ovviamente che continuerò a tenere anche nei prossimi giorni. E poi abbiamo un deputato che risponde sempre al telefono sul commissariato di polizia di Adrano e ha risolto il problema, sulle aree interne 5 miliardi ha risolto il problema, sui 300.000 euro 72 aree interne d'Italia date immediatamente per l'ufficio di piano e lo vogliono togliere. Non è possibile. Ma lui vuole restarci, cioè lui ho capito. Ma lui non lo so cosa vuole fare, io sto parlando anche da sindaco e anche da componente dell'ANCI. Però se scelgono la Sudano, lei questo problema lo risolve, no? Ma la Sudano io ho avuto il piacere che fino ad oggi di interloquire su quelle che sono fatti territoriali. Speriamo che si metta anche lei a disposizione. No, dico, se la scelgono per fare il sindaco, no? Ma non credo. Perché?
È una candidata autorevole. Assolutamente non sto dicendo nulla di tutto questo, sto dicendo solo non credo. Allora, guardate che vi faccio, siccome la regia ormai spoiler a quello che verrà nella nostra trasmissione, eccolo qua. Aveva messo un titolo prima che era esclusivo, il sondaggio segreto di Fratelli d'Italia, guarda come guarda, che non ha avuto neanche Maglio lo sapeva. Maglio Messina. Non lo sapeva Maglio. No, non lo sapeva. Quindi lo sapete anche non lo sapeva. Beh, Miriam, tu hai sentito parlare, no, di questo sondaggio commissionato, no? Da Fratelli d'Italia. Io qui denuncio Luca Ciliberti, perché quando ieri me l'ha detto, gli ho detto dammi qualche elemento così poi lo commentiamo assieme in trasmissione, quindi lo prenderò adesso anch'io, non ha spoilerato neanche a me. No, in realtà è successo questo, lo diciamo ai nostri telespettatori, cioè Fratelli d'Italia internamente ha commissionato un sondaggio per pesare un po' i nomi che circolano diciamo, sulla questione sindaco di Catania. E noi abbiamo intercettato, diciamo, una di queste, guarda come mi guarda, possiamo inquadrare Messina per favore, perché non lo sapeva nemmeno lui. Sto ascoltando con molto interesse. Con molto interesse. Guardate che cosa abbiamo recuperato. Questa è... Sono autorizzato a smentirvi eventualmente. Noi, diciamo, non si è capito, no, chi ha sondato Fratelli d'Italia. Allora, questi sono i nomi sondati da Fratelli d'Italia. Guardate che cosa abbiamo recuperato con i nostri potenti mezzi. Prego la regia. Pronto? È un sondaggio sul futuro sindaco di Catania. 8 domande gliele posso fare? Sì. Che giudizio darebbe sull'operato del sindaco Pogliese? Abbastanza positivo, molto positivo, abbastanza negativo, molto negativo. Altro candidato. Chi che c'è candidato, signore? Ok. Allora, secondo lei negli ultimi 5 anni la qualità della vita è migliorata, peggiorata o uguale? Chi che c'è candidato, signore? Seconda tabella. Se il candidato per il centrodestra fosse il giudice Star Pietro, allora quale vorrebbe? Allora Star Pietro centrodestra, poi c'è un candidato di Renzi più Calenda, un altro candidato centrosinistra più 5 Stelle. Ok, altra tabella. Se il candidato del centrodestra fosse il deputato Messina, voterebbe Messina centrodestra, poi c'è Renzi più Calenda, centrosinistra più 5 Stelle o altro candidato? Altra tabella. Se il candidato del centrodestra fosse l'ex assessore regionale alla salute Razza, chi voterebbe? Razza centrodestra, poi un candidato di centrosinistra più 5 Stelle, Renzi più Calenda o altro candidato? Altra tabella. Se il candidato del centrodestra fosse l'ex assessore di Catania Parisi, chi voterebbe? Parisi centrodestra, poi c'è Renzi più Calenda, un altro candidato o centrosinistra più 5 Stelle? Altra tabella. Se il candidato del centrodestra fosse il ministro ed ex presidente della regione Musumeci, Musumeci centrodestra, poi c'è Renzi più Calenda, centrosinistra più 5 Stelle, altro candidato? Se il candidato del centrodestra fosse l'ex assessore di Catania Arcidiacono, chi voterebbe? Arcidiacono centrodestra, poi centrosinistra più 5 Stelle, Renzi più Calenda o altro candidato? Se il candidato del centrodestra fosse la deputata Sudano, chi voterebbe? Sudano centrodestra, poi Renzi più Calenda, altro candidato, centrosinistra più 5 Stelle. Se il candidato per il centrodestra fosse l'ex sindaco di Catania Stancanelli, allora Stancanelli centrodestra, Renzi più Calenda, centrosinistra più 5 Stelle, altro candidato. Quale sarebbe il candidato a sindaco di Catania che lei preferirebbe per il centrodestra? Una sola, Star Pietro, Messina, Razza, Parisi, Musumeci, Arcidiacono, Sudano, Stancanelli. Ecco, questa è la telefonata, diciamo. Abbiamo ovviamente cambiato la tonalità della risposta per non rendere riconoscibile l'intervistato, però questo è il sondaggio, diciamo, commissionato da un'agenzia importante, Demetrio Pinio se non ricordo male, diciamo, quindi telefonate vere che sono state fatte per sondare. Allora, Messina, ce lo dice che cosa è venuto fuori da questo sondaggio oppure dobbiamo uscire anche dai numeri di questo? Ovviamente no. Allora, questo sondaggio, Miriam, è qui, insomma, vengo da te. Eccolo. Questo sondaggio, diciamo, non ha risolto i dubbi di Fratelli d'Italia, che l'ha commissionato, no? Dei vertici del partito che l'ha commissionato, perché insomma la presenza di Musumeci ha un po' destabilizzato gli altri nomi, quindi insomma non è stato così non è stato possibile tenere il polso vero di questo sondaggio, però questi in realtà sono stati i nomi. Ora, detto questo, su questi nomi Fratelli d'Italia ha ragionato. Perché ancora su questi nomi non è stato fatto la scelta di uno, secondo te?
stallo alla messicana, siamo in un film di Sergio Leone, siamo più o meno là. Allora succede che Valeria Sudano scende in campo, Raffaele Lombardo pone il veto su Valeria Sudano e dice: se c'è lei candidata mi candido anch'io. Valeria Sudano dice: se c'è anche Sergio Parisi in fondo non va bene, perché mi aspetto di trattare con Fratelli d'Italia che ponga al tavolo della coalizione un nome altrettanto autorevole come il mio, e quindi o Manlio Messina o Raffaele Stancanelli, che sappiamo essere non esattamente amatissimo all'interno del suo partito, per cui torna di nuovo il povero Messina che stasera stiamo torturando. In questo quadro, dato che viene meno, come dire... cioè Messina ha avuto la fortuna in questo sondaggio di non essere il primo. Esatto. Diciamolo, perché se no avrebbero più volte bussato alla porta di Messina, no? Cioè se non ci fosse stato Musumeci in questo sondaggio che ha un po' scompaginato le cose... Beh, non è primo, perché noi telefonavamo e dicevamo non votate Messina. Consentitemi nella ricostruzione... Luca, perdonami, l'ultimo passaggio, dato che non si riesce a trovare la quadra su Sergio Parisi, e allora succede che davanti alla possibilità che si vada divisi e il centrodestra si conti al primo turno, che è un'opzione che è stata in campo anche su Palermo fino a quando poi non si è trovata la quadra sulla galla, e allora a quel punto forse Fratelli d'Italia punterebbe su un nome con più appeal, e per esempio abbiamo visto il sondaggio Demopolis, i catanesi hanno un'opinione molto positiva della sanità in città, d'accordo, e quindi forse Razza in questo senso sarebbe più spendibile. Benissimo, allora... Consentimi di fare solo un appunto che ovviamente alla ricostruzione di Miriam, nel senso non confermo, non smentisco, però l'unica cosa che mi tocca smentire, e lo dico obiettivamente sinceramente, che non è assolutamente vero che Stancanelli non sia ben visto all'interno del nostro partito. Stancanelli è un autorevolissimo europarlamentare del nostro movimento e che ha tutte le carte in regola per poter fare questo ed altro. Questo va precisato, perché sennò passano dei messaggi che sono assolutamente fuorvianti e non mi piace, soprattutto per rispetto di una persona come Raffaele Stancanelli, che rappresenta, ribadisco, punto di riferimento da sempre per la destra catanese, ma non solo. Questa è una dichiarazione importante, no Miriam? Diciamo, anche per bocca di chi viene. Anche perché io non ho trovato veti dagli alleati su Stancanelli, quindi se va bene anche a Fratelli d'Italia forse abbiamo trovato il candidato. No, aspetta, devi chiamare qua, va bene anche ai catanesi, perché mi pare che al sondaggio sono gli ultimi 10 anni che non andava bene l'amministrazione. Quella era 15, è scapolata. Quindi Stancanelli c'era, no? Quindi gli piace a me. Vediamo se l'abbiamo fatto stasera sto tavolo. Vediamo se abbiamo fatto il tavolo del centro. Allora, fermi tutti, siamo andati lunghissimi. Io devo parlare del c'è ancora Sunzeri che si è guardato tutta sta cosa da spettatore con me. Ti sei scordato Luigi Sunzeri, no, ma ora viene qua avrà visto la partita del Napoli sicuramente, non sicuramente no, guarda con noi, guarda noi. Sta studiando le mosse. Allora, ci fermiamo qui con la parentesi Catania, perché adesso torniamo per parlare di questo famoso Sicily. Prima però dobbiamo sentire Edi Bandiera, che è una bandiera, almeno fino a ieri è stata una bandiera di Fratelli d'Italia e Siracusa, ha sbattuto la porta, se n'è andato, di Forza Italia, ha sbattuto la porta e se n'è andato in dissenso con la linea attuale di Forza Italia. Sappiamo Forza Italia ha cambiato il coordinatore, eccetera. Dopo la pubblicità e di bandiera e poi entriamo a parlare del Sicily. Rientriamo in diretta nell'ultima parte della nostra trasmissione, il punto per parlare di Sicily. Non so se c'è Di Bandiera collegato, Di Bandiera ex assessore regionale nella giunta Musumeci, insomma personaggio di peso di Forza Italia, se n'è andato, ha lasciato il suo partito sbattendo la porta in dissenso con la linea del nuovo coordinatore Caruso e insomma con la linea del suo partito a Siracusa. Lui era uno dei papabili diciamo, per i candidati al comune di Siracusa. Appena lo mettiamo in contatto lo sentiremo. Nel frattempo, dicevo, apriamo la
parentesi Sisili, perché c'è stata una grande polemica questa settimana. Il Movimento 5 Stelle ha denunciato questo flop del Sisili, adducendo le motivazioni e dando le responsabilità addosso all'ex assessore del turismo del governo Musumeci. Quindi insomma questo progetto che doveva rilanciare il turismo in Sicilia post pandemia, secondo il Movimento 5 Stelle è stato un flop e addirittura se ne dovrebbe occupare di questi conti la Corte dei Conti. Saluto Luigi Sunseri, che è stato con noi dall'inizio della trasmissione, ma che è colui che ha uscito fuori i dati, ha denunciato questa vicenda, l'ha denunciato alla Stampa, quindi adducendo numeri e motivazioni. Saluto Martina Ardizzone, deputato regionale del Movimento 5 Stelle, che ha seguito ovviamente fianco a fianco a Luigi Sunseri, al resto dei deputati del gruppo del Movimento 5 Stelle di questa questione. Manlio Messina è con noi, ex assessore al turismo del governo Musumeci, oggi deputato nazionale di Fratelli d'Italia. Fabio Mancuso resta con noi, ognuno ha le sue carte. Miriam Di Peri ha seguito ovviamente questa questione e ci aiuterà anche a raccontarlo. Allora comincia Sunseri, che ci fa un riassunto della settimana, no? di quello che è successo. Sunseri, allora che è successo? Lei ha tirato fuori delle carte all'assessore al turismo e che cosa è venuto fuori? Tanto buonasera a tutti e grazie soprattutto a te Luca per dare la possibilità a noi di parlare di un caso che abbiamo sollevato alla Stampa e ai cittadini siciliani, che riguarda una delle più grandi misure del periodo Covid voluto dal governo Musumeci e dall'Assemblea regionale siciliana. 75 milioni di euro stanziati per il turismo per aiutare uno di quei settori che durante il Covid certamente ha sofferto più di tutti. Noi, a distanza di 3 anni, abbiamo semplicemente tirato fuori i dati e i risultati di queste misure volute dall'ex assessore Messina e dal presidente Musumeci, che certificano di fatto 1. il flop della misura, 2. Un grossissimo rischio di gravare sulle risorse della regione, perché di fatto l'autorità di controllo ha certificato un taglio importante della spesa sui fondi europei che, se non si trova copertura alternativa, dovrà gravare sui bilanci della regione. Quindi un fallimento politico della misura, che prevedeva l'acquisto di milioni e milioni di euro di voucher, precisamente 37 milioni di euro, che si sono trasformati poi invece solamente 6 milioni di euro, e poi vedremo utilizzati con percentuali veramente ridicole, parliamo del 13-14%, e soprattutto poi invece una serie di criticità sollevate dall'autorità di controllo. Noi abbiamo semplicemente portato, all'attenzione dei media quello che è l'autorità di controllo, cioè l'organo preposto a controllare che le risorse dei fondi europei vengono stanziati in maniera corretta, ha portato all'attenzione di tutti, cioè irregolarità sul codice degli appalti, risorse spese senza nessuna progettazione, addirittura un frazionamento, dice l'autorità di controllo, artificioso per approvare una serie di risorse che venivano stanziate a destra e a manca dal governo Musumeci, e che quindi di fatto ha portato poi le autorità di controllo a tagliare di più in questo momento sicuramente 1,5 milioni di euro, che si dovrà trovare una copertura alternativa e che abbiamo perso di fondi europei. Allora, risponde Messina. Abbiamo già fatto questa cosa giovedì scorso, sempre qui all'interno di Telecolor, Focus, però adesso facciamolo in maniera rilassata. Abbiamo fatto decantare la questione, cerchiamo di dare dei numeri ai nostri telespettatori. Messina. Allora, intanto facciamo una piccola premessa, perché è importante. Io vorrei capire la genesi di questo accanimento contro il turismo che in questi mesi sta vivendo, e mi posso fare un'idea, perché vede, le idee me le fa fare soprattutto le parole di Sunseri, che riportano per inciso i vari articoli di un giornaletto palermitano della stessa città di Sunseri, il cui editore, tale Sottile... No, aspetti. Aspetti. Non tiriamo fuori... No, mi deve fare dire le cose. Se no poi devo chiamare Peppino Sottile. No, lei può chiamare chi vuole. E le parole riportate esattamente da questo giornaletto, da un
editore che si chiama Sottile, amico per quello che viene riportato in una sentenza e da diversi giornali, e venne anche interrogato dal giudice Falcone perché era amico e vicino ai cugini Salvo, ai mafiosi Salvo. Lei si assume le responsabilità di tutto quello che sta dicendo? Tutte me le assumo, lei non si preoccupi. Ma però, diciamo, ora ci arrivo. E stiamo sul tema. Perché vede, io lo dico subito cosa c'entra la questione, perché bisogna trovare la genesi. Perché vede, quando l'autorità di controllo ogni anno fa tagli regolarmente a tutti i settori, proprio gli ultimi tagli sono stati fatti tagli di 50 milioni di euro per delle strade, per dei fondi europei utilizzati per le strade, le attività produttive, 80 milioni per diversi settori. Guarda caso, gli unici che si interessano sono i 5 Stelle fomentati dall'amico dei cugini Salvo. Messina, ma io neanche lo conosco, il signor Sottile, quindi di che sta parlando? Guarda caso, sul settore del turismo, questo è una cosa che mi insospettisce. Sa cosa mi insospettisce? Mi insospettisce il fatto, e sto preparando anche un'interrogazione parlamentare su questa vicenda, mi insospettisce perché, vede, se va a guardare come venivano spesi i soldi del turismo negli anni precedenti, ti puoi fare due conti, cosa che non abbiamo fatto noi. La Sicilia veniva promossa in Sicilia, veniva comprata la cartellonistica in Sicilia, venivano sponsorizzati i giornali siciliani, venivano addirittura sponsorizzate compagnie aeree per voli che arrivavano già in Sicilia. Cioè, scusa, tu promuovi la Sicilia in un volo che arriva già in Sicilia, che senso ha? Così venivano spesi i soldi. Noi abbiamo cambiato direzione, abbiamo deciso di spendere i soldi in... No, ma lei sta dicendo una bugia. Noi non abbiamo mai fatto nessuna iniziativa di questo tipo, quindi come vede lei continua a dire bugie e la smentisco con i numeri. La sua cialtroneria politica verrà smentita con i numeri che le faremo vedere da qui a breve. Quindi già mi insospettisce. Come mai? Ma è perché non abbiamo fatto mangiare gli amici degli amici in Sicilia? Lei si assume le responsabilità, lei c'ha l'immunità parlamentare. Io mi assumo tutto. È perché non abbiamo fatto mangiare gli amici degli amici in Sicilia che ci veniamo attaccati, perché non è normale che l'audit che fa tagli da tutte le parti ogni anno regolarmente, guarda caso il Movimento 5 Stelle si interessa di questa vicenda. Però mi fa piacere, perché così possiamo dimostrare ancora una volta, mi dispiace per l'unica forse intelligente che abbiamo qui del Movimento 5 Stelle. Allora le cose che dirò saranno intelligenti. Sì, vediamo. Teoricamente. Mi dà la possibilità di dimostrare quanto siano bugiardi e incapaci nella gestione. Capiamo intanto una cosa. I 5 Stelle. Capiamo intanto una cosa che è fondamentale. Questo è un progetto, il Sisili non è un progetto che si valuta su quanti voucher piazzi, quante notte fai, quante notti vendi. Non è questo il progetto. Il progetto è un nato progetto solo per quello, ma lei non sa nemmeno quello che dice, lei dimostra la sua totale incompetenza. La sua totale incompetenza sul serio in collegamento, quindi si sente però io sto parlando, io l'ho fatto parlare, mi pare che non l'ho interrotto, giusto? Ha espresso tutto quello che doveva dire? Ora lo posso esprimere io quello che devo dire? No, non ha espresso, ha finito un concetto. Lei ha finito il suo concetto, ora lo finisco io il mio concetto. Allora, perché se no la interrompe qua viene molto più semplice. Il progetto del Sisili è un progetto di promozione turistica, quindi è un progetto che si valuta non su quante notti si piazzano ai turisti, ma si valuta sull'effetto che ha la promozione turistica grazie al Sisili, perché è un progetto di promozione turistica. Basta leggersi le carte e si evince che la misura, che è la 683, che va a individuare i fondi, i famosi 75 milioni, che sono fondi di promozione turistica. Quindi non puoi fare acquisto di servizi perché fai promozione turistica. Quindi il nostro non è un progetto legato. Il nostro non è un progetto legato al favorire le imprese o ad aiutare le imprese. Il nostro è un progetto di promozione turistica che serve per promuovere la Sicilia. Detto questo, partiamo da questo presupposto e già possiamo cominciare a capire una cosa. L'onorevole Sunseri parlava di pianificazione, progettazione, che è uno dei due più grossi step che mette a disposizione l'audit, che contesta l'audit. Non è stata fatta programmazione.
quindi che gli investimenti di comunicazione non sono stati programmati per tempo 6 mesi prima, un anno prima, e che sono stati fatti per step. Questo credo che lei lo possa confermare, giusto onorevole Sunseri? È questo che contesta l'audit, non una delle cose che contesta. Io però vorrei capire, me lo spiegherà e lo spiegherà anche ad altri organi competenti il dirigente dell'audit, perché lo spiegherà ad altri organi competenti, come si deve fare la programmazione. A chi? Come si deve fare? Gente della regione. A chi Come si deve? No, ci sono e si fanno i ricorsi, lei lo sa che si fanno i ricorsi. Esistono i ricorsi. Il Diramata ha fatto ricorsi all'audit. Si faranno ha fatto ricorso. Scusi, si faranno i ricorsi se decidono di fare i ricorsi. Ma io lei lo deve chiedere all'assessore Amato, non lo deve chiedere a me, lo chiede all'assessore Amato. Messina un attimo. Allora, chiedo alla regia di dare un ritorno più forte a Sunseri anche in studio, perché la difficoltà di gestire il collegamento con un ospite in studio è oggettiva. Dopodiché faccio una parentesi. Sì. Peppino Sottile io lo conosco, cioè veramente, lasciamolo stare dove. No, scusi, non me ne frega, lo lascia stare lei. Lo lascia stare lei, Peppino Sottile. In questo argomento, Peppino Sottile non è per me persona seria. Vabbè, ma in questa questione non c'entra niente. In questa questione c'entra perché lui fa gli articoli. In questa questione non c'è perdendo completamente il si sta focus perdendo. della Allora, continuiamo. Allora, andiamo avanti. Sunseri, facciamo rispondere. Andiamo a tappe. No, sì, però mi deve fare finire il concetto. Andiamo. Facciamo rispondere, così ci capiscono. Ma se non l'ho finito il problema della programmazione, dice si bisogna fare pianificazione. L'audit dice questo. Io vorrei capire dal dirigente e dall'onorevole Sunseri come si deve fare in periodo di pandemia, perché stiamo parlando del 2020 e 2021, quindi quando l'Italia era chiusa, le regioni chiudevano, non sapevi quale regione apriva, dove potevi andare, come ti potevi muovere. Vorrei capire come si fa una programmazione non sapendo su quale territorio devi investire. Quindi gli investimenti sono stati fatti in funzione di cosa? Arrivavano le ordinanze, si chiudeva l'Italia totalmente e si bloccava la comunicazione, perché non era quasi inutile fare comunicazione se non per un certo tipo di comunicazione. Si apriva alle regioni, quindi dice aspetta, tra regione e regione il turista si può muovere, e quindi si faceva promozione nelle regioni limitrofe per aumentare il turismo di prossimità. Sunseri, mi sembra, ora scevro da ogni giudizio, mi sembra un ragionamento lineare, no? Cioè, in un periodo di pandemia come fai la programmazione? Le difficoltà sono oggettive. Cosa risponde lei? Ma guarda Luca, a me imbarazza particolarmente l'impreparazione dell'assessore, perché non so veramente di cosa stiamo parlando. Allora, non è previsto nessun ricorso, quello è un rapporto finale, punto. Non esiste. Ma lei non sa di cosa parla. C'è il ricorso anche alla commissione. C'è il ricorso anche alla commissione. Ma che sta dicendo lei? Sì, ma ad oggi l'assessore. Lei non sa nulla. Bugia, ennesima bugia. Non esiste alcun ricorso. Si fanno le deduzioni e le controdeduzioni alla commissione. Le controdeduzioni sono state già fatte. No all'audit, alla commissione che giudica quello che dice l'audit. Quello che dice l'audit viene poi deciso dalla commissione. Non dica bugie. Non dica bugie. Sono state già le risorse. Mi deve spiegare perché non si interessa. Luca, perché lei non si interessa, lo faccia rispondere. Ma deve spiegare Sunseri perché non si interessa ai 50 milioni tolti dall'audit ad altri assessorati. I tagli, Luca, sono a chi deve fare il favore? Non è previsto nessun ricorso, i tagli sono definitivi e l'assessore Messina ci ha fatto perdere milioni di euro dei fondi europei, punto. Su questo non ci si deve tornare. Falso. Ora io voglio capire una cosa, l'assessore Messina, cosa c'entrava Buttanissima Sicilia e Sottile? Non l'ho ancora compreso. Lo spieghi lei cosa c'entra, oppure ci dica a quale amico deve fare il favore.
Quale amico è rimasto a secco? Restiamo sul tema. Ci dica quale amico suo è rimasto a secco, non ha preso soldini da noi. E ognuno si prende le responsabilità di quello che dice. Lo dica. Io non ho Messina. amici in Lussemburgo che con nemmeno io. private che si prendono milioni di euro. Nemmeno io. Anche lei sul serio si prende le responsabilità di quello che dice. Ma posso fare il vigile urbano? Io le voglio dire, Quindi lei sta dicendo che il Lussemburgo, la società del Lussemburgo è amico mio? Lo dica, lo dica, si assuma la responsabilità. Io sto dicendo il Lussemburgo, la società del Lussemburgo è amico mio? Vuole dire questo? Vede perché è possibile parlare con l'assessore Messina? Vede, io le dico, fa parlare, però ha ragione. Io non riesco a fare lei pende dalle labbra di buttanissima di sottile. Così Io mi assumo la responsabilità. Lei si assume la responsabilità di quello che dice. La società del Lussemburgo è un amico mio? Io sto che fa? Si spaventa a dirlo? Si spaventa? Se la fa sotto? Messina, usiamo un linguaggio consono. Si spaventa. Fate parlare sul serio. L'autorità di controllo che controlla la spesa comunitaria. Ma lei che sta dicendo? Oggi ha messo nero su bianco. Ma lei che sta dicendo? Le procedure adottate dall'assessorato guidato dall'assessore Messina sono state iniziate da una serie di violazioni del codice degli appalti e da una serie di artificiosi spezzettamenti degli investimenti fatti sia sulla vicenda comunicazione, assolutamente falso quello che diceva l'assessore Messina, che non hanno finanziato giornali o manifestazioni all'interno della nostra regione. Io ricordo benissimo Amelia, certo, chi ha mai detto che è falso? Chi ha mai detto che è falso? Del presidente della regione, la musica sacra di Monreale. Vede, lei continua a dire bugie. Ardizzone, alza la mano per parlare. E dichiarato che abbiamo sempre finanziato tutte le manifestazioni di proprietà della regione siciliana, mentre voi finanziate gli amici vostri che fanno i banchi a rotelle, noi finanziamo la regione siciliana. Allora, Messina ogni tanto Luca non era chiaramente preparato. 400 milioni. Ardizzone. 400 Ardizzone. Fate parlare Boni, fate parlare la partita Ardizzone. Luigi, sono qua per difenderti in presenza e non mi fai parlare, quindi mettiamo. Allora, intanto si sta perdendo il focus della questione, perché il fatto che venga attaccato il turismo, il fatto che il Movimento 5 Stelle sia contro il turismo, questo il messaggio è stato fatto passare, è completamente falso, perché ci dobbiamo ricordare intanto che questa norma è stata votata anche dal Movimento 5 Stelle in Parlamento. Quindi non c'è il discorso del turismo, non c'è il discorso che noi siamo contro le percentuali di crescita del turismo, perché non è questo il punto. Il punto è, come diceva il collega Sunzeri, che da quello che ci arriva dall'audit, che il garante è il controllore, non lo stiamo dicendo noi non siamo gli organi competenti per prendere, cioè per affermare queste in materia, ci dicono che il flop è una questione politica della misura, ma che deriva anche da quelli che sono i numeri. Parliamo che sono stati fruiti come pernottamenti solo il 13%. Parliamo del fatto che sono state... Ma non può dire... La fai vedere la tabella ufficiale? Ma lei può dire... Ma scusi, ma c'è la tabella ufficiale, la faccia vedere, ci liberti. Ma io quello che le dico, e le suggerisco... Allora, ma le Messina ha fornito dei numeri, facciamoli vedere. Quello che le suggerisco... i numeri, onorevole, va bene, ha ragione. Eccoli qua. Quello che le suggerisco è... Eccoli i numeri, il 27% dei pernottamenti. Il 27. Questo. Quindi più il 10% di questo. Ma non è questo il dato. Il progetto Sisili non nasce per i pernottamenti. Il dato è che voi stessi... Ma che dice? Ma che cosa dice? Lei è ignorante. Io non posso parlare con questa gente. Io non ci posso giusto vuole dire una cosa. Nel frattempo c'è Miriam Di Peri. Dei punti che aveva esposto Messina. Un attimino, concludo. Allora, innanzitutto il discorso del progetto, del fatto che non era per
aiutare l'imprenditoria e la categoria dell'albergatore. Falso, perché l'indirizzo iniziale della norma era quello di sostenere con 37 milioni. Io non posso parlare, però non fanno le cose. Ma ci sono le carte, onorevole Messina, ci sono le carte. Ma le carte di che? Mi prendete il bando dove c'è messo che aiuta alle imprese? No, ci sono il turismo non può fare aiuto alle imprese, non può essere un aiuto alle imprese, è vietato. I fondi previsti, la 683 da cui sono presi i soldi, non sono aiuto alle imprese. Non sono aiuto alle imprese, il progetto era ideato per sostenere la crescita del turismo, aiutando. Ma non puoi aiutare, e c'è non può. La 683, ragazzi, dovete studiare. Inizialmente gli stanziamenti erano di 37 milioni. Quando poi l'errore è mio che venga a confrontarmi con gente che quantomeno non legge, ragazzi. La 683, prenda la 683. Prenda la 683, prenda il bando, mi dica dove c'è scritto aiuto alle imprese. Me lo deve dire. Miriam, aiutaci tu. Allora, l'idea iniziale era quella di promuovere gli albergatori con gli acquisti dei pacchetti di 37 milioni. Allora, se mi permettete, e se ho ricordi, facevo anche il vicepresidente della commissione che oggi presiede Sunseri. È stucchevole quello che abbiamo ascoltato. Da chi? Ma da una polemica inutile. Questo è un procedimento amministrativo, anche l'intervento dell'audit è un procedimento amministrativo, non è un'ispezione. L'audit non è organo di ispezione. Aspetta, qua stiamo parlando di tagli che sono già stati effettuati. Cioè oggi l'audit... Se posso parlare, metto un po'... Non è un organo di ispezione. L'organo di ispezione sui fondi comunitari è l'OLAF, prima UCLAF. Di per truffa, non solo per truffa, per tutte quelle che sono le violazioni. L'audit serve esclusivamente a fare osservazioni e a migliorare le criticità di tutti i processi comunitari. Non serve a bacchettare e non serve a indicare e non serve neanche a dire che c'è un atto sbagliato. Fa un quadro, lo rappresenta e naturalmente se ci sono degli aggiustamenti anche con risorse, io ho sentito così perché non ho seguito la questione, 1,5 milioni mi pare non rendicontabile, rispetto, no, qui ho sentito la Sunseri, 1,5 milioni su 75 milioni. Non è così rendicontabile. No, non è 1,5 milioni. Sono solo i campioni in questo momento effettuati. Vabbè, ma ancora non sappiamo, non sappiamo la rendicontazione che fine fa, perché la rendicontazione è poi quella che rappresenterà la misura. Quindi è nata, solo peggiore di ma questa. È nata, no, ma non c'è peggiore o migliore, ma questo in tutte le misure. L'ha detto poco fa anche l'assessore, in tutte le misure. Ma lo sappiamo che la Sicilia spende il 50, il 55% rispetto a quello che ci trasferiscono. Come non c'entra? Come non c'entra? Perché non c'entra? Lei rappresenta molto bene, mi perdoni, lei rappresenta molto bene, devo dire, una porzione importante delle risorse territorializzate della nostra regione, che sa perfettamente come funzionano in questo caso. Certamente. Allora, l'OLAF è un organismo che lotta alla frode, che non c'entra nulla con l'organismo di controllo. È un organismo di ispezione, sicuramente non è l'audit. Sicuramente non è l'audit. Se ne occuperà l'OLAF. Sicuramente non è l'audit. Quello che stiamo dicendo è che l'audit, con un suo rapporto definitivo, ha tagliato le risorse previste dalla misura. Tagliando queste risorse, di fatto sta dicendo che quelle risorse ha osservato le criticità. No, sono già tagliate. C'è scritto qui. Non è un'osservazione. Ma come non è un'osservazione? Ma guarda, io non vorrei offendere nessuno, non mi permetto. Infatti non leggo quello che è previsto nella norma e nel regolamento, perché proprio considerato che c'era questo argomento sono andato ora a collegarmi per ripassare quello che conoscevo e ho ripreso quello che conoscevo. L'audit è all'interno di un procedimento amministrativo, fa il suo lavoro,
all'interno del procedimento amministrativo definisce le osservazioni, definisce le criticità e chiude la partita. Ma qui non c'è la colpa. Ma non c'è la colpa. Ma tagliato, ma li hanno tagliati, tutte le misure sono tagliate. Ma cosa significa? Ma allora ha ragione l'assessore che puntate il dito. Ma qua non è questo. Allora, se c'era un lavoro della commissione che riguardava tutte le misure, ma va allora bene. non interessa i 50 milioni che hanno tagliato da altre parti, non gli interessa. Ardizzone, Spero che nel governo Musumeci sia una gara che ha fatto peggio, ma in questo caso non c'è. No, onorevole Sulzeri, lei non ha mai fatto, lei non ha mai amministrato un giorno della sua vita, e dico per fortuna. Quindi lei parla esclusivamente, lei non ha mai fatto un giorno di amministrazione, quindi un voto e non è mai stato eletto. Io sono stato eletto da due volte dai siciliani, quindi mi faccia con i voti di preferenza. Guardi, ci rivediamo lei tra 5 anni, onorevole Sulzeri, quando non ci sarete più come Movimento 5 Stelle. Non si preoccupi. Ardizzone, Io sono stato consiglio comunale, come ho fatto il Ma no, ma perché si continua a perdere il punto della questione, credo si faccia appositamente, perché quando si fa confusione almeno si può sì, però sviare, ci dobbiamo confrontare su cose. Allora, se lei parla di aiuto alle imprese, lei non può parlare di aiuto alle imprese perché non conosce la 683. Ma se non la fate parlare, non può parlare di niente. Fatela parlare. Stiamo parlando che la misura era ideata per spingere, per crescere, per la crescita del turismo, ma anche prevedendo dei pacchetti, il sostegno agli albergatori, prevedendo dei pacchetti. Non c'è nessun sostegno a nessuno. Va bene, prevedendo l'acquisto di pacchetti da parte di albergatori che hanno fatto accesso alla manifestazione di interesse e quindi permettendo ai turisti di avere una notte gratis se ne fossero acquistate 2. Questo era e l'indirizzo iniziale era quello di quindi non aiuto alle imprese, quindi promozione turistica. Ma avete cambiato totalmente l'indirizzo quando vi siete resi conto ma lei la 683, che in effetti quelle somme non stavano servendo per quello che avevate previsto inizialmente, le avete spostate totalmente per quella che era la gestione della campagna comunicativa. Ma lei non sa cosa dice. Lei non sa che cosa dice. Quindi c'è una frode. C'è una frode su un serio, giusto? Ma non si sta parlando di questo ce lo dirà la Corte dei Conti. Ma non siamo noi qui oggi. Oggi ci dice l'Odid ci dice l'organismo di controllo ci dice che non siamo qui. Io ho bisogno di la Corte dei Conti c'entra perché ad oggi queste somme, in base a quello che emerge, un attimo finisco. In quello che emerge dagli audit vi è un taglio del 25% per quelle che sono le somme campionate che andranno a ricadere totalmente su quello che è il bilancio della regione siciliana. Ad oggi i debiti fuori bilancio, se non vi è trovata una copertura, è una prassi consolidata. Succede da tutte le parti, ogni anno ci sono milioni di euro che vengono decertificati e poi vengono richiamati con un'altra cosa. Di che state parlando? Adesso devo comunicare con la regia, comunicate con me perché... Ad oggi il taglio è già effettuato, l'assessorato, il dipartimento ha già preso atto di quello che è successo all'audit, quindi il fatto che... Ma il danno, chiamate la Corte dei Conti. Sono già risorse stanziate. Ma il danno economico, la Corte dei Conti... Il fatto che la regione siciliana ha anticipato delle somme, ha dato delle somme, ha speso già queste somme che non arriveranno dall'Unione Europea perché sono già state che dovranno essere non posso venire nulla perché sto sentendo possiamo leggere gli esiti dell'audit siete prego Ardizzone, fermi allora buoni tutti. Miriam, fatevi parlare con Miriam, un attimo, fatevi parlare. La rettifica del 25% dovrà essere applicata sull'ulteriore spesa certificata nel periodo contabile 21-2020. Scusate, cos'è la 683? Regia, per favore, aiutare. Non c'è neanche cos'è il 6, nell'8 nel 3, ma di che sta parlando? Non sanno cos'è la 683, questa è una capra, Miriam, ragazzi. Messina. Senza insultare. Lei Miriam, ma il suo collega lei è Martina Ardizzone, lei è Miriam. Allora,
Luca, no, non la sento più, alzate il volume. No, come? Hanno abbassato anche il mio. No. Hanno tutti ragione, facciamo così perché altrimenti non ne usciamo. Io sono in forte imbarazzo rispetto a questa cosa, preferirei non intervenire. Interessante punto di vista, devo dire. Sì, esatto, perché mi trovo parzialmente d'accordo con Manlio Messina e capisci perfettamente quanto questa in grande difficoltà. Sul serio, prenda nota però su questa cosa. Io vorrei dire una cosa. Io vorrei un attimo. Sì, faccio solo Miriam. Scusa, una cosa soltanto al volo, scusate, mi sono dilungata. Al netto delle battute, io mi sto prendendo la briga di fare un lavoro anche lì giornalistico, provando a raccontare quanto hanno speso nello stesso arco temporale le altre regioni per la promozione turistica, perché sinceramente ora se verrà dimostrato che è stata cambiata la destinazione d'uso, quello è un altro discorso, ma i 26 milioni in se stessi a me non sembrano una cifra così spropositata. Poi se magari scopriamo che il Trentino Alto Adige, per promuovere la settimana bianca che fa lavorare i suoi albergatori, ha speso il 30% in meno di quanto ha speso la Sicilia, e allora ne riparliamo. Però intanto io sto facendo sinceramente questo lavoro di recupero dati, perché voglio capire se abbiamo speso uno sproposito o se la spesa della Sicilia è in linea con quanto spendono le altre regioni, e sinceramente non ce l'ho ancora una risposta. Una cosa, fermi, vi do un'indicazione a tutti, poi come lo abbiamo speso? Gestite abbiamo altri 2 minuti. Io vorrei dire però una cosa. No, allora, allora 2 minuti totali. Qua lasciamo le vicende amministrative, che tra l'altro non sono competenza nostra, le faremo discutere a chi di dovere. Qua si dice che il progetto di promozione, la promozione fatta negli anni del governo Musumeci non ha funzionato, è stato fallimentare. Giusto, corretto, onorevole? Che il progetto Sisisili è fallimentare. Dite questo? È corretto? Sto dicendo un'eresia. Lo dice l'Audit. Benissimo. No, l'Audit entra. Ma che c'entra l'Audit? Mi scusi, l'Audit parla tecnicamente, è una questione amministrativa, non dice se il progetto ha funzionato o non ha funzionato. E dice che siete andati a il progetto. Ma come distinguere quella che è la crescita turistica da quella che è la misura? Sono due cose completamente diverse, non sono. Io vorrei che si facessero vedere i dati ufficiali del report dei valori del turismo e dei risultati promozionali che ha ottenuto la Sicilia. Se lei Ciliberti li può mandare in onda, e vediamo come la Sicilia per la prima volta nel 2022 e nel 2023 batte il Trentino per il posizionamento del brand, passa dal 13° posto al 1° posto. Siamo la prima regione d'Italia per posizionamento del brand. Questa è una pagina di giornale che abbiamo Questo è un dato ufficiale, non lo dice Manlio Messina che smentisce. Ma il giornale qual è? La Sicilia. Ok. La stessa che fa l'inchiesta sui Sicili. La stessa che fa l'inchiesta sul Sisisili, quindi voglio dire, si smentisce un po' anche lo stesso giornale. Però questo è un dato ufficiale, è una tabella, questa è una tabella ufficiale che dimostra il risultato. Secondo risultato, mi scusi Ciliberti, può fare vedere l'altra. Aspetti, questi sono dati però che dobbiamo, a onore del vero, per giusta ovviamente comunicazione, questi sono dati che ha fornito l'assessore. Certo, è chiaro. È chiaro, no? Questo è l'impatto che ha il Sisisili, perché il Sisisili nasce come promozione turistica per implementare la destagionalizzazione. Tant'è che i voli aerei sono esclusi ed eliminati, tagliati. Aspetti, però spieghiamolo questo schema che ha dato lei. Sono pacchetti confermati per sé. Quindi i famosi Sisisili pacchetti. Quello di cui parlavate voi, no? Ardizzone e Sunseri. Che non sono il 2% del valore che dicono e sostengono i 5 Stelle, ma sono. Ma nessuno ha mai parlato del 2%. Stiamo parlando. Ma lei non sa nemmeno i numeri. Il 12% diceva la sua collega. La sua collega il 12%. Lo riporta l'Audit. Lo possiamo spiegare? Sono numeri che riporta l'Audit. Questa è la piattaforma ufficiale a cui dovrebbe riferirsi l'Audit. Quindi evidentemente il dirigente dell'Audit è un dirigente infedele. Lei ha accesso a quella piattaforma. Questo è il dato ufficiale. Chi gliel'ha dati questi numeri? Ma lei non si metta chi gliel'ha dati. Che fa? Si preoccupa perché la smentiscono, perché la fanno fare una figura da cialtrone. Faccia vedere l'altro dato, per favore. Capra! Faccia vedere l'altro dato.
Capra! Messina! Faccia vedere l'altro dato, Non per c'è favore. bisogno Che smentisce ancora una Chi gliel'ha volta. dati questi numeri? Messina, chi gliel'ha dati? Sono numeri ufficiali. Sono i numeri ufficiali dell'assessorato della regione Sicilia a cui dovrebbe confrontarsi l'audit, quei numeri che dovrebbe prendere l'audit. Posso fare un attimo, con calma, sul serio. Dopodiché, mi scusi, non le do un altro dato. Mi scusi, sul serio. Sì, ma se non le do i dati. Sul serio, sta vedendo questi numeri? Li vede? No, ma non si capisce nulla. Ma io leggo i dati. capisce nulla. Io leggo. No, ma non si capisce. Da sono collegato, non si capisce. Ma guardi, se li può andare a prendere, sono dati ufficiali. L'altro dato ufficiale che si può prendere all'osservatorio turistico, che è pubblico, quindi lo dovrebbe conoscere anche ad onorevole Sunseri, ma non sa leggere, quindi non lo può andare a prendere. L'incremento del Sisisili. Il Sisisili consente alla Sicilia di far passare il turista e la permanenza del turista da 2,6 notti a 3,2 notti. Questo era l'obiettivo che si era prefissato il Sisisili quando è stato messo in campo: aumentare i flussi turistici e aumentare la permanenza. Aumentano sia i flussi turistici. Fruita, avete cambiato completamente la destinazione. Ma non è così, è la 683, la destinazione della 683, si legga la destinazione. Io non posso. Quello che contestano i 5 Stelle questa misura. Loro contestano che questa misura non ha funzionato. È che avete spostato questi soldi nella comunicazione. Ma me lo facciano vedere nella comunicazione. Nella pubblicità. La 683. Il messaggio che Sicily passa è nella 683. Il messaggio che passa è che il fine giustifica i mezzi non funziona, ragazzi, non funziona. E rispondo anche a quello che ha detto Miriam, ma qua non stiamo dicendo che la crescita non c'è stata o che le somme spese come, sono se non troppe. Ha funzionato il progetto, le somme spese sul turismo sono state troppe. Il problema non è quanto è stato speso, è come è stato speso. Perché se emergono delle difficoltà, emergono delle violazioni tali del genere, che ovviamente poi verranno... Scusi, il che è gravissimo. E tra l'altro ci porta... È gravissimo! Ma cosa? È un'implementazione, è una modifica amministrativa che si fa regolarmente. Ma di che state parlando? Porterà dei danni. Siamo in ritardissimo. Aspetti, questo è un dato che è assolutamente essenziale, mi scusi. Lo legga lei, veloce. 2023 rispetto al 2019, anno pre-pandemia, gennaio e febbraio, dato ufficiale che si può prendere all'osservatorio turistico e pubblico. Continuano a rispondere con i danni nel 2020, a gennaio e febbraio 2023 un frazionamento gennaio e febbraio 2023 rispetto Capra studia Messina, per favore. Capra studia Bastano questi insulti. 2023 gennaio e febbraio 2023 rispetto al 2019 lo stesso periodo, gennaio e febbraio 2019. Mi scusi, no, c'è il microfono abbassato, non può parlare. Periodo di destagionalizzazione. Non ci può parlare. Facciamo più 30%. L'abbiamo detto. No, dobbiamo chiudere. Sì. Dobbiamo chiudere. Grazie. È stucchevole da una relazione amministrativa che si monta un caso politico, è stucchevole. Allora, siamo in chiusura. Grazie a Luigi Sunseri, deputato del Movimento 5 Stelle. Sunseri, io ci ho provato 2 volte. Mi darà buoni, per favore. Poi saranno gli organi competenti. Addizione. Chi mi conosce sa che non scado nelle volgarità né tantomeno nel Messina, solamente gli amici dei mafiosi. Messina, per favore, insomma, finiamo. E a raccontare finiamo. Messina, basta. Mi dica chi deve dire. Luigi Sunseri, grazie per essere stato con noi. Miriam. Grazie. Luca, grazie, è stato divertentissimo da qui. Meno male. Brava Miriam. Meno male. Chi è rimasto con noi? C'è ancora questa Cantarella? Dov'è? È rimasto con noi? Dov'è? Come state? L'abbiamo messo nell'altro studio. Cantarella, grazie. Grazie a voi. Dibattito interessante. Così. Grazie Fabio Mancuso, sindaco di Adrano del Movimento per l'Autonomia, grazie alla deputata regionale Martina Ardizzone del Movimento 5 Stelle, grazie a Manlio Messina, vice capogruppo vicario del gruppo Fratelli d'Italia alla Camera. Sta cercando ancora tanto. No, leggo il messaggio di un dirigente che dice fanno paura, sono vomitevoli.
Chi ora deve dire? Si può dire. Sappiamo che i dirigenti pensano che siamo comitati. Continueremo a fare il nostro lavoro indipendentemente. Non è quello, anzi, forse anche di più. Continueremo a fare. Allora, grazie per averci seguito sino a questo. Abbiamo sforato un pochettino, però un po'. I tecnici faranno delle facce in regia, non le voglio neanche vedere. Grazie per essere stati con noi. Domenica prossima non ci saremo, così recuperiamo anche questo sforamento. Grazie per essere stati con noi, buona Pasqua a tutti e ci rivediamo dopo la Pasqua, appunto, per raccontarci queste elezioni amministrative del 28 e 29 maggio in Sicilia. Grazie, buonanotte a tutti e tanti auguri di buona Pasqua.